Gara di cartello quella che si disputa sul prato verde del Marco Tomaselli di Caltanissetta per la 14ª giornata del girone I di Serie D. La Nissa ospita la Regina, padroni di casa che vogliono consolidare la propria classifica dopo il pareggio contro il Ragusa ed un successo fondamentale in casa della Cireale. Sul fronte opposto gli Amaranto sono reduci da un'importante striscia di risultati utili consecutiva e cercano punti pesanti per la rincorsa alla vetta. Dirige l'incontro il signor Andrea Pani di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Stefano Petarlin e Alex Scaldaferro di Vicenza. Schiera con un 4-3-1-2 la propria Nissa, mister Campanella di fronte a Elezai, Zarrillo, Bruno, Gamez Vieto e Neri. In mediana spazio ad Agnello, Mannino e Pagano, con Rotulo ad assistere il tandem offensivo composto da Semenzin e Diaz. Risponde con un 4-3-3 la Regina di fronte al Lago Nigro, Vesprini, Ingegneri, Girasole, Endoie. In mediana Basalandria e Urso, tridente pesante con Renelus, Barnanco e Antonino Ragusa. Passiamo, grazie alle immagini a cura di Massimo Lo Giudice, a raccontarvi del film di questa sfida. Anche quest'oggi non manca il pubblico delle grandi occasioni al Tomaselli di Caltanissetta nonostante il freddo e la pioggia. Primo sussulto di marca Amaranto sulla catena mancina, combinano bene Ragusa e Ba, con quest'ultimo che prova a sorprendere Elezai sul suo palo. Attento però il numero 1 giallorosso ad evitare guai peggiori alla propria porta. Immediata la risposta nissena al decimo con il break di Rotulo in zona mediana, sfera allargata a destra da Semenzin, destro potente ma centrale, facile preda di Lago Nigro. Giro di boa della prima frazione, a bussare verso la porta avversaria e la Nissa con Mannino che prova a sfruttare al meglio una disattenzione difensiva degli Amaranto. Attento e coraggioso Lago Nigro in uscita bassa. Gara abbastanza bloccata al Tomaselli di Caltanissetta, la Regina prova a sfruttare il campo in ampiezza con Ragusa e può puntare il diretto avversario, prendere il fondo per un cross velenoso smanacciato da Elezai. Sul finire di frazione, magistrale azione imbastita di uomini mister Campanella, triangolo perfetto tra Rotulo e Diaz con l'attaccante giallo-rosso atterrato da Lago Nigro. Dopo aver calciato ci sono gli estremi per un calcio di rigore. Secondo il fischietto sardo glaciale, Diaz dagli 11 metri fa esplodere il Tomaselli, intuisce solamente l'estremo difensore Amaranto. Inizio secondo tempo a ritmi blandi, mister Trocini getta in la mischia Provazza e Perri per Ba e Renelus, staffetta in attacco per i giallorossi con Samache che rileva Diaz. Latitano le occasioni da rete sul sintetico di Caltanissetta, a farla da padrone falli e calci piazzati. Sui sviluppi di un corner in favore degli Amaranti, punito un contatto e coinvolge Agnello anche in questa occasione. Eccesso di zelo per il direttore di gara Pani. Dal dischetto si presenta Davis Curiale, entrato da appena 4 minuti in campo, non se lo lascia ripetere 2 volte, è Fredda Elezai che sfiora solamente il pallone alla sua destra. Mister Campanella richiama in panchina Pagano al suo posto dentro dall'Oro. Amaranto che nel finale ci provano più con i nervi che con le idee. A 2 dal termine Provazza mette un cross velenoso per Curiale. Attento Elezai nel finale, scampoli di gara per Lopizzo in luogo di Mannino a spezzare ulteriormente il ritmo nel finale. L'ingresso in campo di Tuminelli per Semenzin, non c'è più tempo al Tomaselli di Caltanissetta. Triplice fischio del fischietto sardo, un'ottima Nissa costringe una Regina senza idee al pari. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.